Noi andiamo a un impegno che avevamo preso nei giorni scorsi, le liste dei debitori, MPS, abbiamo cominciato già a dar nomi, aspettiamo la lista ufficiale, ma oggi vediamo un'altra lista. Lo facciamo perché chi ha perso tutti i propri risparmi lo merita. Ecco perché fra mezzo minuto la lista dei debitori insolventi della Banca Popolare di Vicenza sarà pubblica. Populismo, dice qualcuno. No, popolare, come doveva essere la banca che invece si è dimostrata il suo contrario, molto impopolare, lei e altre. C'è chi si è fidato di Gianni Zonin, male, ma soprattutto Gianni Zonin si è fidato disinvoltamente di troppe persone, malissimo. Sui nomi, due premesse. Ecco la lista e come si vede si tratta di molte società, spesso attive sul territorio veneto, per cui ci sta che la crisi ne abbia ridotto la capacità di rimborso. Sevim, Eudea, la Capiterlina, consorzi vari, anche molte SRL con sede in Toscana, una famosa come Ginori, altre no. Sparse ovunque, Brescia, Genova, Milano, Piacenza, alcune dalla Fedina, finanziaria sporca. La nostra lista ha 30 nomi, per un totale di circa 589 milioni di euro mai rientrati, insolvenze al 31 dicembre del 2016. Buffi. In cima, ma non è una novità, il sulfureo imprenditore presidente del Palermo Calcio Maurizio Zamparini. Montemare Grado, insolvente per 57 milioni e 800 mila euro. Fu un progetto immobiliare ambizioso, al quale poi Zamparini rinunciò nel 2013 chiedendo conto agli enti locali che a suo dire, ritardando l'approvazione dei piani, lo avevano danneggiato. Si vedrà. Per ora paga lui. Tra le top c'è partecipazioni investimenti in real estate, 28 milioni e 300 mila euro. Pire per gli amici. Fa capo ad Alberto Matta, già noto alle cronache per essere imprenditore legato ad Alfio Marchini, sul filo di acrobazie un po' pericolose che dal fondo lussemburghese Optimum arrivavano fino a Malta e poi tornavano a Roma, zona Piazza di Spagna, dove ha sede Metorios Holding con la Brodo, di cui al 2015 proprio Marchini deteneva ancora il 16%. In lista poi c'è Tirrenia, la disastratissima compagnia dei traghetti, proprietà dello Stato fino al 2011, sofferenza da 16 milioni di euro che guarda a sud verso altri mari e restando in acqua agitata, anzi marcia come vuole la dicitura societaria, oltre 17 milioni di euro sono colpa di un prestito concesso alla nota società di Francesco Bellavista Caltagirone, che si porta dietro anche la ex titolare della Cozzi Parodi Holding, altri 13 milioni, investimenti falliti tra porti, hotel, mattoni vari. Stessa sorte per quelli dell'hotel Dolomiti di Cortina, 19 milioni di insolvenza, tracce che riporterebbero ad affari gestiti con società prestanome per conto di personaggi legati alla stessa banca vicentina. E si arriva anche per altre strade al cuore di Vicenza città con gli istituti scolastici Cardinal Baronio, 11 milioni e mezzo di debito sofferto, medie, scientifico e anche aeronautico. Motto della scuola: la giusta scelta. Può essere, ma se è stata sbagliata ora qualcuno paga. Perché lo abbiamo fatto? Perché c'è qualcuno che sì, paga e merita di sapere perché. Andremo avanti, ma qui stasera ci fermiamo. Gli ospiti di Lilly Group